Se non c'è nessun altro che vuole testimoniare, accostiamoci alla parola di Dio. Vogliamo leggere in Atti degli Apostoli o Fatti degli Apostoli. Leggeremo il capitolo 12, dal primo verso fino al verso 19. Atti degli Apostoli, capitolo 12, dal primo verso fino al verso 19. Gloria al Signore. Se l'avete trovato, inizio la lettura. In quel periodo il re Erode iniziò a maltrattare alcuni della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai Giudei, continuò e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi. Fattolo arrestare, lo mise in prigione, affidandolo in custodia a 4 mute di soldati di 4 l'una, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Ora, la notte prima di quando Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le guardie davanti alla porta custodivano la prigione. Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, toccato il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: alzati, presto, e le catene gli caddero dalle mani. Poi l'angelo disse: vestiti e legati i sandali. E Pietro fece così. Poi gli disse: mettiti il mantello e seguimi. Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che fosse vero quello che avveniva per mezzo dell'angelo, ma pensando di avere una visione. Come ebbero oltrepassato la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Usciti, si inoltrarono per una strada e in quell'istante l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: ora so per certo che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si aspettavano i giudei. E considerando la cosa si recò a casa di Maria, madre di Giovanni, soprannominato Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. Appena Pietro bussò alla porta del vestibolo, una serva chiamata Rode si avvicinò per ascoltare. E riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunciare che Pietro stava davanti alla porta. E quelli le dissero: tu sei pazza. Ma ella insisteva che era così, ed essi dicevano: è il suo angelo. Ma Pietro continuava a bussare, e quando ebbero aperto lo videro e si stupirono. Ma egli, fatto loro cenno con la mano che tacessero, raccontò loro in quale modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli. Ed essendo uscito se ne andò in un altro luogo. Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Erode, cercatolo e non avendolo trovato, esaminate le guardie, comandò che fossero condotte al supplizio. Poi, sceso dalla Giudea a Cesarea, vi si trattenne. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi. È sempre la storia della Chiesa quella che stiamo leggendo, anche domenica scorsa credo abbiamo letto dagli Atti. La storia della Chiesa è una bella storia, è una storia che ancora continua, è vero. È stata sempre perseguitata, ma è sempre andata avanti e ha prosperato.
E in quel tempo, abbiamo letto, il re Erode iniziò a maltrattare alcuni della Chiesa e fece morire di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Da questa lettura la prima cosa che mi ha fatto pensare è perché ha fatto morire, il Signore ha permesso che Giacomo fosse ucciso, mentre non ha permesso che Pietro fosse ucciso. E mi sono chiesto, ma perché, Signore, alcuni sì, alcuni no? È una domanda, credo umana, no? Però è una domanda alla quale una risposta, credo non ci sia una risposta. E credo che dove non arriva la nostra intelligenza, di supporto ci sia la fede. Amen. O no? Amen. E per fede noi crediamo che il fratello Giacomo ha guadagnato la vita eterna. Amen. O no? Amen. Nessuno della Chiesa, della storia della Chiesa, leggendo gli atti degli Apostoli, si è mai lamentato. Ma perché alcuni vengono uccisi, alcuni vengono salvati? Perché? Dio ha un piano. Possiamo dire per fede, forse il tempo di Giacomo si era chiuso e Gesù lo ha chiamato a sé, mentre Pietro doveva ancora lavorare per la Chiesa, come sappiamo ha lavorato, no? Insieme a Paolo e ad altri apostoli. Gloria a Dio. Non sappiamo il motivo, so solo che Dio è il Signore, vero? O no? Lui è il Signore, Lui decide, Lui è il capo, amen. E non sta a me come servitore dire perché, Signore, fare delle opposizioni al Signore o entrare in crisi, tra virgolette, perché alcuni entrano anche in crisi, profonda crisi spirituale per queste piccole cose. Ma se abbiamo creduto in Gesù, abbiamo creduto anche alla vita eterna, o no? Ci professiamo fedeli, vero? Credenti in Cristo. E allora non deve spaventarci la morte. Gloria a Dio, amen? Perché la morte è stata vinta. Quindi io credo per fede che il fratello Giacomo, che non è il fratello di Gesù, si chiamava pure Giacomo, un altro Giacomo, fratello di Giovanni, abbia guadagnato la vita eterna con il Signore. Beato. Invece di vedere altre sofferenze, beato nel Signore e per l'eternità. Gloria a Dio. Amen? Alleluia. E Erode, abbiamo letto, vedendo che questo era gradito ai giudei, no? La persecuzione, l'uccisione di chi credeva in Gesù, vedendo che questo era gradito, continuò e fece arrestare Pietro. Pietro fu messo in carcere, abbiamo letto. Alleluia. Ma sapete, anche se noi credenti possiamo trovarci in carcere, noi siamo sempre liberi. Ci credete? Amen? Amen. Le carceri a volte non sono fatte di mura, con delle sbarre, a volte il carcere è qualche impedimento spirituale, personale, non riesci ad andare oltre a certe cose, ti senti prigioniero e non libero nel Signore. Eppure noi siamo liberi nel Signore. Amen. Gesù ci ha liberati. In Gesù noi abbiamo libertà. Amen. Però alcuni si sentono come prigionieri, non liberi. Alleluia, non c'è nessuna prigione che Dio non possa vincere per intervenire a favore dei suoi figli. Gloria al nome del Signore. Anche Pietro e Paolo, scusate, mentre era in prigione a Roma, scriveva una bella lettera alla chiesa di Filippi
incoraggiandole. Rallegratevi nel Signore. Lo ripeto, lo scrivo di nuovo da capo, rallegratevi nel Signore. Ma la Chiesa era triste per Paolo, perché non era più con loro. Eppure Paolo cercava di rallegrare la Chiesa, perché lui si sentiva libero e allegro nel Signore. Alleluia, che bello quando si realizza la presenza di Dio nella propria vita. È una cosa che ci caratterizza noi cristiani evangelici di fede pentecostale rispetto a tanti altri credenti. È proprio questo. Noi realizziamo una presenza vivente di Cristo dentro di noi. Possiamo dire amen? Amen. Alleluia. Cerchiamo il battesimo nello Spirito Santo. Cerchiamolo con tutto il cuore e con tutta la nostra forza. Amen? Amen. E se non stai ricevendo risposte in tal senso, continua a cercare il battesimo nello Spirito Santo. Invita continuamente Gesù a battezzarti nello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Grazie a Dio ho vissuto dei bei momenti nella mia infanzia in chiesa, dove il Signore battezzava continuamente, piccoli, grandi, adulti, vecchi. Purtroppo dopo tanti anni si sta perdendo questa capacità di cercare e di credere fino in fondo nel battesimo nello Spirito Santo. E ci sentiamo in prigione, ci sentiamo limitati, ma Dio non ha nessun limite. Amen. Amen. Alleluia. Io ti invito questa mattina a dire: Signore, a pregare: Signore, questa mia cella, aprila. Amen. Alleluia. Pietro era in catene e dormiva accanto a 2 soldati. Chi poteva liberarlo? Umanamente nessuno. Eppure Dio ha mandato il suo angelo a svegliare Pietro. Oh, Pietro, svegliati, dai. Mettiti i sandali, vestiti, mettiti il mantello, andiamo. E Pietro si alzò, quelli non si svegliarono. Vedete che opera potente che fa il Signore? E non mi dire: ma l'ha fatta 2000 anni fa. No, Gesù è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. Amen. Ancora oggi Gesù può entrare in una cella e liberare. Amen? Amen. Alleluia. Quando si è schiavi del peccato, sei in una cella, in catene. Amen? E Dio ha mandato non il suo angelo, ma il suo figliolo Gesù per liberarti. E per dirti: vieni, queste catene sono spezzate, vieni a me. Alleluia, amen? Amen. Gloria a Dio. Pietro non si rendeva conto, leggiamo, che sta succedendo, lo seguiva e vedeva che mentre superava le porte si aprivano. Amen. Dio apre le porte, Lui le chiude e Lui le apre. Gloria al Signore. Per i figli di Dio una porta è sempre aperta. Gloria a Dio, la porta più importante, la porta della salvezza. Amen. Gesù dice: io sono la porta. Chi entra per me entrerà. Gloria a Dio, nella salvezza. Alleluia, amen. Nella vita eterna. Io sono la porta. Questa porta è ancora aperta. Alleluia, perché Gesù vuole ancora salvare. E perché questo è ancora il tempo della salvezza. Amen. Alleluia. Pietro lo seguiva. Alleluia. Poi giunsero in una porta che dava alla strada e anche quella si aprì, era una porta di ferro. Si aprì e poi scomparve l'angelo. Pietro sapeva che i fratelli pregavano per lui, la chiesa pregava per lui. E andò a casa di questa Maria che non era la madre di Gesù, un'altra Maria.
madre di Giovanni, detto anche Marco, dove erano riuniti in preghiera e pregavano per Pietro. Gloria al Signore. Ma notate la situazione, no? Si pregava per Pietro che venisse liberato. Poi Pietro è lì che sta bussando. Questa serva, Pietro, non ha coraggio neanche di aprire e va a dire mentre erano in preghiera: oh, fermate un attimo, c'è Pietro. Stavano pregando per Pietro. Tu sei pazza. Che dici? Fa il suo angelo. No, vi dico che c'è Pietro. Insomma, Pietro entra. Gloria a Dio, che meraviglioso il Signore. E tante volte neanche crediamo a quello che stiamo pregando, di ricevere quello che stiamo pregando, ma il Signore è così buono che ce lo dona. Gloria al Signore, alleluia. Quanto è vera quell'affermazione, molto può la preghiera del giusto fatta con rendimento di grazie. La Chiesa era riunita in preghiera, alleluia, Dio è intervenuto. Si pregava per Pietro, Dio è intervenuto, amen. Ecco perché è importante la preghiera, anche comunitaria, quella tua, personale, anche la preghiera comunitaria. Tutto può accadere, amen? Se ci credi fino in fondo, gloria al Signore, alleluia, tutto può succedere. Quando noi preghiamo il Signore e chiediamo, tutto può avvenire, alleluia, amen. Ci è stata data una grande potenza, vedete, abbiamo ascoltato nella testimonianza, per 7 anni hanno pregato, fratelli, 7 anni, mi veniva quel verso di Davide, dice: ho lungamente e pazientemente aspettato, ma l'Eterno mi ha ascoltato, si è chinato e ha ascoltato la mia richiesta. 7 anni di preghiera, gloria a Dio, ecco il dono di Dio, amen. Alleluia, non è il primo caso, sapete, ne ho vissuti altri, gloria al Signore. Una coppia, mi ricordo, gli anziani nella mia chiesa, non poteva avere figli, erano anziani ormai, anziani in età adulta, proprio sopra i 50 anni. Si pregava e il Signore gli ha dato un figlio. Gloria a Dio. Certo, poteva dire uno, vabbè, sembrano nonni, non genitori, ma il Signore ha risposto. È stata la gioia di quei fratelli che sono convertiti. Alleluia. Gloria al Signore. Questo fa il Signore. Apri le porte del carcere. Amen. Quando noi preghiamo dobbiamo credere che quello che chiediamo, se è nella sua volontà, Dio lo concederà. Lui è potente a farlo. Amen. Alleluia. Può anche dire no. E quando dice no, noi diciamo: sì, Signore, amen, sia fatta la tua volontà. Amen. Io continuerò ad amarti, Signore. Amen. Amen. Alleluia. Perché serve il Signore? Perché lo hai accettato? Quando mi sono battezzato, il mio pastore mi ha chiesto proprio questo: vuoi servire il Signore tutti i giorni della tua vita? Sì, ero convinto, sì, voglio servire il Signore tutti i giorni della mia vita. Questo significa, ma non perché ti deve accadere sempre ogni cosa bene, può avvenire la malattia, la prova, la difficoltà, possono avvenire queste cose, sai? Puoi trovarti in condizioni a volte anche estreme, ma hai Gesù che è fedele. Amen. Amen. Alleluia, chiedi preghiera alla Chiesa, la Chiesa si unirà a te in preghiera, tu pregherai anche per te, amen. E noi crediamo che il cielo prima o poi si aprirà, alleluia, e Dio opererà, amen. Alleluia, ancora oggi io credo che il Signore può operare, amen. Alleluia. Se c'è qualche cosa
dentro di te, un dubbio, una perplessità, un problema, un bisogno, o stai pregando per qualcosa e desideri che il Signore intervenga, possiamo unirci ora in preghiera. Amen, ci credi? Alleluia. Cosa deciderà il Signore? Io non lo so, ma io so che Lui può fare ogni cosa. Se Lui deciderà di intervenire in tuo favore, amen, Lui lo farà, ti darà quello che chiedi. Se ti dirà no, devi sempre accettare la sua volontà, perché Lui è il Signore, vero? Ma devi continuare ad amarlo. E comunque il Signore interverrà sempre, perché se non ti dà quello che chiedi, ti dirà qualcos'altro di cui tu non ti rendi conto, ma di cui tu hai necessità. Amen. Amen. Il Signore sempre ci darà qualcosa, non ci farà tornare a casa a mani vuote, ma sempre ci darà qualcosa, perché Egli è fedele, perché Egli ha un piano, ha un progetto. Amen. E io voglio credere per fede che faccio parte del suo piano. Amen. Che ognuno di voi questa mattina è parte del piano di Dio. Amen. Come si risolverà? Non lo so. So solo che Dio, se vuole, può mandare un angelo e aprire ogni catena, vero? E aprire ogni prigione. Gloria a Dio, se Lui lo vuole, tutto è possibile. Un giorno uno gli disse: Signore, se tu vuoi, se tu lo vuoi, puoi purificare. Se tu lo vuoi, tu lo puoi fare. Come rispose il Signore? Io lo voglio. Amen. Amen. Quell'uomo fu liberato da quella malattia. Se tu lo vuoi, tu puoi. Amen. Alleluia. Vogliamo alzarci in piedi. Gloria al Signore.